Allora, rieccoci insieme cari telespettatori, ben ritornati con noi, ben ritornato dopo pochi giorni, ma è doveroso che sia così, viste le tematiche. Dobbiamo affrontare Sergio Taurino, presidente regionale dell'ADOC, per parlare, eccolo buongiorno, qua, ben arrivato, buongiorno a tutti. Rosso acceso energico, come lo vogliamo. Diciamo rosso furioso, arrabbiato. esatto, rosso furioso. Perché? Perché parleremo di un'altra problematica che adesso in questi giorni neanche farla apposta, l'avevamo programmata da tempo e invece è di attualità estrema. L'energia elettrica, l'energia in generale. Volevamo fare una puntata un po' tranquilla dicendo vabbè c'è tempo perché c'è il mercato libero, fate questo, fate quest'altro, invece le contingenze ci spostano l'argomento anche sulla questione dell'impennata prevista del 40%, si parla, lo dicono ormai tutti, l'ha detto anche il ministro, eccetera, dei prezzi dell'energia. Questo non fa star bene perché in un contesto generale dove comunque si parla di risparmio energetico, adeguamenti eccetera, di ecocompatibilità ambientale, e si punta tutto sull'energia elettrica, perché io non cucino col gas, cucinerò con l'elettrico, sì, ma poi se tutto questo, la domotica eccetera, mi viene a costare una cifra spaventosa, io voglio vedere dov'è questo risparmio. E allora vediamo di capire, parliamo innanzitutto di fattura elettrica. Questo è il primo argomento, io chiedo anche la slide di apertura dalla regia, che così ci introduce l'argomento e poi via via arriviamo a questi rincari. Voi, se avete delle osservazioni da fare, potete approfittarne durante tutto il nostro discorso di mandare i vostri messaggi o programmare i vostri interventi telefonici. Allora, vediamo la prima questione, eccola qua. Qual è la storia dell'energia? La storia dell'energia, in sintesi di quel papiro, ci racconta che praticamente noi siamo degli importatori quasi totali di tutte le forme di energia. Se parliamo dell'energia elettrica, da quando abbiamo col referendum non abbiamo accettato il nucleare, le forme di energia, diciamo idroelettrica, sono fonti poco sfruttate da noi perché non ce ne sono più di tanto, e siamo energivori oltretutto, quindi siamo una nazione energivora che quindi consuma molto. E se poi parliamo anche del metano come diciamo, fonte nell'ultimo periodo che noi usiamo di più, se andremo a vedere le slide, praticamente noi importiamo quasi totalmente dall'estero il metano e l'energia elettrica. Eccolo qua, qui vediamo anche chi è che fa gli acquisti maggiori. Ecco, qui mi piace questa slide, l'ho portata avanti per un po' di tempo, perché chi compra e chi vende. Vedete che c'è, per esempio, per l'energia elettrica c'è una forte differenza fra chi compra, c'è una sottile differenza fra chi compra e chi vende, ma quello che è più importante è che siamo passati dal monopolio, parlo di Enel Energia Elettrica, che è un po' la prima righetta. È il primo, se voi vedete, adesso io non vedo molto bene, ma comunque sarà sull'80% circa, a memoria se non ricordo male. Adesso con l'avvento di nuovi venditori, e mi raccomando, cerchiamo di capire la differenza fra distributore e venditore. Dopo lo spieghiamo. Con l'avvento di nuovi venditori, con l'avvento di nuovi venditori si è aperto il mercato, quindi stiamo parlando già da 4 anni dell'avvento del mercato libero, che poi è stato prorogato di anno in anno e che, ricordo Elena, dal 1° gennaio ci sarà l'ingresso nel mercato libero per tutti. Chiaro. Con l'arrivo di nuovi venditori cosa è successo? Con l'arrivo dei nuovi venditori, come abbiamo parlato della volta scorsa per la telefonia, si è aperto chiaramente il ventaglio, diciamo, di quelle che possono essere le offerte commerciali, e quindi è cominciato un mercato anche di concorrenza sul prezzo, ma sul prezzo della materia prima. Buono questo o non buono? Meglio o no? Da un punto di vista come dire, commerciale sicuramente migliore, perché ci dà anche la possibilità, e quello che dicevo anche l'altra volta, di potersi gestire il profilo della nostra utenza in base alle nostre esigenze. Io non finirò mai di predicarla questa cosa. Per qualsiasi tipo di contratto che io faccio lo devo adeguare al mio modo
di essere consumatore, cioè se io come per il telefonino usavo pochi dati, prendevo un'offerta che magari aveva pochi dati sul telefonino. Nel discorso dell'energia ci sono, come hai detto tu all'inizio, due forme di energia, delle quali una sta cominciando a diventare preponderante. L'energia elettrica sta incominciando a salire anche nella domanda, proprio perché per motivi chiaramente di inquinamento, per motivi no, ma all'inizio anche di energia rinnovabile, ecco, sta come dire, incominciando a venire dietro al metano, perché la forma su cui noi 10 anni fa ci siamo votati è stato il metano, perché era un'energia più pulita rispetto alle energie dei fossili e quant'altro. Per cui poi dopo scopriremo che anche il metano è inquinante di suo, però magari meno del combustibile fossile, però ha un suo inquinamento. Oggi, con la famosa transizione energetica, che spero poi magari farai una puntata con degli esperti, molto più esperti di me, sicuramente ci stiamo avviando verso nuove forme alternative di energia. Nella fattispecie adesso noi stiamo parlando di energia elettrica e di metano, di gas, per cui vedete che la maggior parte per esempio del gas la compriamo dagli stati esteri, l'Algeria, la Libia, la Russia. Chiaro? Ecco, infatti qua stiamo vedendo chi compra e chi vende, ma perché noi siamo tanto energivori sostanzialmente. Siamo tanto energivori. E quindi abbiamo bisogno ovviamente di risorse esterne e quindi siamo sotto scacco di quei prezzi. Siamo sotto scacco. Qual è stato, diciamo, il progetto che è nato 5-6 anni fa anche da parte dei governi o delle associazioni? Quello di incominciare a pensare di diventare un po' più autonomi, no? Nella produzione di energia, per poter poi dopo calmierare anche un mercato mondiale, che è un mercato che è governato chiaramente da tutte le lobby, diciamo, che possono essere la lobby dell'energia, del gas, la lobby dei fossili, la lobby diciamo che di quelli che ancora avevano investito sul nucleare e non l'hanno dismesso ancora, per cui c'è tutta una serie di, diciamo, anche di mercati paralleli che viaggiano verso un calmiere che deve essere giustificato anche. Oggi non stiamo riuscendo a capire, oggi ancora, no? Molti mi hanno chiamato in questi 3 giorni, come mai il 40%? Vogliamo dare una risposta? Andiamo piano, con calma, perché tanto il tempo comunque c'è e quindi senza saltare un po' i passaggi. Cerchiamo di andare. Esatto. Tra chi compra e chi vende, quindi ci sono delle realtà che possono a loro arbitrio per vari fattori aumentare la base, quindi questo zoccolo di costo dell'energia elettrica, giusto? Certo, con l'ingresso nel mercato libero, dal mercato tutela, che prevedeva che il costo della materia prima ogni 3 mesi veniva gestito da un ente che si chiamava ARERA, che gestiva quelli che sono l'andamento, diciamo, dei prezzi sul mercato mondiale, e diceva un minimo e un massimo. Oggi invece nel mercato libero, solo sul costo della materia prima, le varie aziende si confrontano con offerte di prezzi concorrenziali, eccetera. Qual è il problema? E come al solito, il problema è sempre che nel momento in cui entrano in campo molti venditori, il consumatore comincia a guardarsi intorno con smarrimento, perché si moltiplicano le offerte commerciali e si moltiplicano anche le possibilità di mettere clausole e clausolette nei contratti che nascondono magari dei costi che non vengono evidenziati al momento, diciamo, della proposta contrattuale. Questo è il vulnus, sempre solito vulnus, del mercato libero. Nel momento in cui Però se uno, io dico, allora, ovvio, in Italia c'è sempre questo problema perché si innescono tanti meccanismi complessi, tutto è sempre difficile, però se una persona riesce a capire bene come funziona, guardiamo la bolletta, c'è una slide se non sbaglio su una bolletta energetica, certo. Le voci devono essere menzionate perché c'è una legislazione di un certo tipo, uno guarda tutte le voci, vede qual è, eccolo qua, costo, energia, a un certo punto farà delle sue comparazioni, delle sue valutazioni, se invece sommariamente perché mi piace il nome, perché mi piace, mi dà un'offerta imperdibile, firmi e vai. Bisognerebbe soppesare tutto o no? Certo, perché questo? Perché ritorniamo sempre al discorso che abbiamo in questi 10 anni fatto delle grandissime conquiste
sul layout lo chiamo io, e adesso si parla sempre in inglese, io sono proprio non mi va giù, ma diciamo sulla composizione della pagina, delle voci in dettaglio della fattura. Comprensione. La comprensione. Abbiamo addirittura, e questo me ne posso vantare io e tutte le associazioni dei consumatori, siamo riusciti a far mettere anche un grafico dove voce per voce viene dettagliato, cioè visivamente già il cliente quando vede comincia a dire questo è questa voce, quindi la percentuale è questa. In una torta, lei vede se vedete sulla fattura, in una torta ci sono 4 voci in dettaglio e si vede la differenza delle varie voci già visivamente, anche se uno non sa né leggere né scrivere, guarda quella specie di cerchio e vede che quello nero si risponde a una voce, quell'altro violetto a un'altra, quello rosa a un'altra, per far capire quanto incide sul costo di una bolletta, va bene, ognuna di queste voci. Chiaro. E ne abbiamo 4 voci o 5 a seconda si parli della luce o del gas. Quella più grossa. Quella più grossa non è il costo della materia prima. Come potrebbe per la luce e sembrare. per il gas, e lo ripeto per l'ennesima volta, per la luce e per il gas il costo della materia prima incide dal 30 al 38% della fattura totale. Cioè significa che su 100 euro che pago, dai 30 ai 38 euro sono il costo della materia prima, proprio del gas o della luce. Tutto il resto sono spese di trasporto, di spedizione, accise ed IVA. Sì, risposta quindi al messaggio del nostro telespettatore, perché dice: ho visto altre trasmissioni da voi e ho capito che il problema della bolletta sono i costi aggiuntivi o oneri di sistema, in cui i gestori mettono tutti i loro margini. È così? Parzialmente il nostro telespettatore ha individuato il problema, parzialmente, cioè non è solamente i costi aggiuntivi, non è che siano dei costi che il venditore si inventa di volta in volta, sono dei costi che sono regolarmente standard dei costi, che sono il trasporto e la gestione, che vengono imposti da chi fornisce l'energia, sì, da infatti, Terna per dire, non lo so. Infatti c'è il problema che ci si confonde tra gestore e poi il venditore. Questo è vero che anch'io tante volte incorro in questo errore. Allora, gestore è colui che fornisce. Allora, il gestore è colui che fornisce l'energia. Il distributore è colui che fornisce l'energia. Distribuisco l'energia da alta tensione, la faccio diventare media tensione, bassa tensione e la do a tutti gli utenti. Il venditore si prende pacchetti di questa, si compra pacchetti e poi dopo li vende a me, a te, a qualcun altro. Attenzione! Ma in mezzo c'è lo in Stato. Mezzo chiaramente ci sono quei costi che il nostro ascoltatore chiama costi aggiuntivi. Non sono costi aggiuntivi, sono costi di sistema, li chiamo io, perché rientrano nella bolletta. Da chi? Che sono incomprimibili. Basta, incomprimibili. A prescindere da questo. Quindi si agisce solo ed esclusivamente quando si va a vendere le caramelle di Sergio Taurino. Sergio Taurino le sue caramelle non può agire sull'incarto della caramella, deve agire sulla caramella. Il costo della caramella senza incarto, senza la scatola, senza il packaging costa tot. Io posso dire, a posto di dartela a 5 centesimi te la do a 4, ma solo su quel famoso 38% della bolletta. Pochissimo, perfetto. Allora, un terzo, ricordatevi, un terzo. Adesso cerchiamo le accise e l'IVA. No, ma dopo parliamo, perché qua tocchiamo sull'argomento di cui vorrebbe intervenire, sembra, il governo per poter arginare questo disastro che sto ciclone. Anche su quello, anche sull'IVA, anche. Allora, pubblicità, pochi secondi, poi ritorniamo di nuovo con voi in studio, in diretta.